Queste qua erano microscopiche, si stanno allargando giorno per giorno. Le fessure sul muro sono evidenti. Antonio Peruzza vive al civico 29 di via San Pelaio, casa a ridosso della strada, al limite dei 30 all'ora puntualmente non rispettato. E dopo i lavori di realizzazione delle fognature la scorsa estate, una situazione, se possibile, peggiorata. L'asfalto non è più omogeneo e le case vibrano letteralmente al passaggio di pullman e mezzi pesanti. Questi sono i risultati, mi si prega il pavimento, mi si spacca, di là ci sono delle piastrelle, si spaccano anche di là, adesso ve le faccio vedere. Qua abbiamo tutto quanto spaccato, rotto, che si crepa. Eloquenti le immagini di quella che fino a poco tempo fa era un'abitazione normale, ma oltre alle fessurazioni i cittadini di via San Pelaio fanno i conti con le vibrazioni. A 60 cm qua c'è l'acqua, di conseguenza cosa succede? Quando passano i camion pesanti si muove tutto quanto, sobbalza diciamo tutta quanta la casa. Più che una strada, una pista, lamenta Antonio Peruzza, che racconta come petizioni e raccolte firme si siano sprecate negli anni e intanto tutti corrono ad altissima velocità, che più che via San Pelaio sembra la pista di via San Pelaio e nessuno sembra interessarsi, perché logicamente siccome che ci abito io qua non ci abita qualche assessore, allora praticamente può andare bene di tutto. A sollevare il problema il consigliere comunale a Campora, che ha già provato, per ora senza successo, a chiedere provvedimenti all'amministrazione Manildo. Controllo con degli strumenti della velocità e divieto del transito di mezzi pesanti, perché comunque è una strada che non può sostenere a livello proprio fisico questo andamento di mezzi così pesante.